Buonasera a tutti, oggi è sabato 19 ottobre e con oggi sono 149 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. Ecco, io questa sera vorrei ribadire un semplice concetto, una cosa che avevo già spiegato circa un mese fa, subito dopo quella specie di incontro che mi era stato proposto dal viceprefetto Rocca Tagliata. Dico quella specie di incontro perché veramente non si capiva chi e come, a che cosa era finalizzato quell'incontro, era talmente così campato in aria che non aveva veramente, non si capiva veramente il senso di quella cosa lì. Un incontro che come sapete mi era stato comunicato verbalmente proprio dal viceprefetto Roccatagliata e a quale avevo chiesto almeno di farmi due righe scritte per email, per almeno dare un minimo di valenza istituzionale, di serietà istituzionale. Due righe che mi sono arrivate solo dopo che io ho fatto un video su Facebook spiegando appunto che avevo ricevuto questo strano invito dal viceprefetto senza neppure avere due righe scritte, no? Dopo il video mi sono arrivate le famose due righe scritte. E questo tanto per dire il livello, no, di serietà istituzionale che abbiamo in questa città e in questa prefettura. Ehm, ah, e- e- Intanto io comunque non mi sono rifiutato di incontrare il ministro Patuanelli, questo sia ben chiaro, lo tengo a precisare poiché recentemente mi è arrivata voce così che qua i media e i social mainstream di questa città legato a questi personaggi, a questo sistema, stanno facendo una narrazione diversa di questo accaduto, cioè che io praticamente mi sono rifiutato di incontrare il ministro Patuanelli. Niente più di più lontano dalla verità perché proprio non avrebbe nessuna logica che io mi rifiuti di incontrare Patuanelli, poiché io conosco oltretutto personalmente il ministro Patuanelli, il ministro per chi non è di Trieste, Patuanelli è di Trieste, è una persona che io conosco, non dico che sia un mio grande amico, ma è una persona che conosco, che gode e ha sempre goduto della mia stima. Oltretutto il ministro Patuanelli si è occupato nel corso di questi anni diverse volte della mia vicenda e si è schierato sempre dalla mia parte, per cui è una persona a cui non devo assolutamente convincere di niente, raccontare niente e neanche spiegare chi sono questi personaggi, no, che popolano questa città, perché insomma li conosce molto bene, anche meglio di me, visto che li hanno usati da vicino e sa benissimo di che personaggi stiamo parlando. Eh, ehm, io non credo che lui potesse minimamente pensare che io potevo scendere su invito di un Rocca Tagliata, no? Eh, Se Stefano Patuanelli avesse voluto incontrarmi, non avrebbe avuto nessuna difficoltà a chiamarmi lui personalmente, visto che lui ha il mio numero di telefono e io ho il suo numero di telefono. Questo mi pare evidente, oltretutto nel corso di questi anni diversi ministri mi hanno chiamato sul mio telefono, a maggior ragione l'avrebbe potuto fare lui che mi conosce e conosce questa vicenda, insomma. È chiaro che non c'era, se non l'ha fatto, era evidente che non c'era nessuna barlume di serietà e consistenza in questa cosa. Io poi oltretutto ho chiesto semplicemente vedo se riesco ad avere un po' più di luce in faccia, oltretutto avevo chiesto al
prefetto Valerio Valenti di rinviare semplicemente questo incontro, poiché proprio non sussistevano i tempi tecnici per organizzare questo incontro e far venire il mio avvocato Rodolfo Barsi, che si trova in Puglia, a Trieste, no? Era impensabile, no? Loro sapevano benissimo che il mio avvocato si trova in Puglia, ma anche se si trovava a Trieste non ci sarebbero stati proprio assolutamente i tempi tecnici per o organizzare un avvocato. Tutti gli avvocati hanno una loro agenda da rispettare, delle cose, impegni importanti, non è che uno può disdire da un giorno all'altro così perché lo chiede un prefetto, insomma. Bisognava per veramente che ci fossero proprio i tempi tecnici per fare in modo che tutti gli attori, non solo il mio avvocato, ma anche il ministro, il sindaco, il presidente della regione Fedriga, il prefetto, organizzassero qualcosa di serio da mettere su questo tavolo, qualcosa che fosse serio, concreto e definitivo. Cioè, non è che potevano pretendere che dopo che mi avevano lasciato oltre 130 giorni su questa gru, sotto queste torture, loro pensavano di farmi scendere così nel giro di 24 ore, insomma ci hanno messo oltre 130 giorni, insomma si poteva aspettare ancora qualche giorno per creare appunto le condizioni di serietà istituzionale, ma questo ovviamente non è nelle loro corde, e insomma era abbastanza evidente che non era una cosa seria. Però a tutt'oggi non ho ricevuto ancora nessun invito a un nuovo tavolo, nonostante il mio avvocato un mese fa gli abbia già spedito una PEC, e non ha ricevuto neppure lui nessuna risposta, e questo insomma la dice lunga sulla serietà di queste persone, insomma. È incredibile, eppure cioè, adesso siamo ancora qui nel limbo aspettando questo incontro, questo nuovo tavolo che si spera possa essere serio e risolutivo, quindi rimaniamo qua in attesa di una risposta da parte di questa prefettura che vedete qui davanti a me. E poi è inutile che qualcuno venga a dire qualcuno che fa parte appunto di del giro del sistema, che ci sono anche altri metodi per far valere le proprie ragioni che stare su una gru. A me piacerebbe sapere quali sarebbero questi metodi, perché voglio dire, insomma, dal punto di vista istituzionale non c'è nessuno che ci difende, né politico, né istituzionale, né sindacale, nei tribunali, non ci difende nessuno. Insomma, di cosa stiamo parlando? Di un prefetto che ci mette 43 giorni per fare una telefonata al sindaco di piazza, un prefetto che riesce a creare ancora più tensione in una vicenda così delicata, e la fa precipitare fino a costringermi a me a salire su una gru, e dopo 130 giorni pretende che io scendo sulla base di una telefonata. Cioè, ma stiamo parlando di questa gente qui. Cioè 43 giorni per fare una telefonata vuol dire che siamo tutti morti con un prefetto così. Per non parlare del viceprefetto, il Rocca Tagliata, che in questi anni non ha fatto altro che riempirsi la bocca di emigranti. Sembrava che fosse l'unica occupazione della sua vita e di questa prefettura, è quella di occuparsi degli emigranti. Cioè, e noi italiani potevamo andare tutti a morire. Stiamo parlando di un sindaco, Roberto Di Piazza, che è quello che mi ha fatto fare persino un progetto su una location che non era nelle disponibilità del comune. E, cioè, e poi è sparito.
No, cioè, stiamo parlando di questa gente qui. Ma questa gente qui dovrebbe difenderci? Dovrebbero difenderci i sindacati che hanno partecipato al bando di gara per la Voce della Luna? Bruno Vesnavere e Paolo Salviato? Cioè, chi dovrebbe difenderci? I tribunali? Che sappiamo che nella migliore delle ipotesi, se incominciamo una causa, è già una fortuna se non moriamo di vecchiaia prima di vederne la fine. E se i giudici sono tutti, se i giudici sono seri, se poi non sono seri, se ci troviamo i giudici e la magistratura di Bibbiano, siamo a posto. O, insomma, i scandali dei magistrati sono all'ordine del giorno. Cioè, se non sei impaccato di soldi per poterti comprare fior di avvocati e fior di giudici, sei morto in questo paese. Ormai siamo arrivati a questo. Chi ci difende? È ovvio che poi i cittadini, se sono pacifici come me, finiscono su una gru o su una cupola, ma, quanti poi riusciranno a essere in questo paese, riusciranno a essere così pacifici? Questo c'è da chiedersi. Io credo che ormai veramente le chiacchiere qui stanno davvero a zero. Ormai è il numero che decreta il fallimento di questa gente, cioè 149 giorni. In un paese civile e democratico non è accettabile. Io credo che per qualsiasi persona con un neurone, uno nel cervello, quando sente questo numero, 149 giorni, 5 mesi, praticamente su una gru, un cittadino, è finita, cioè decreta proprio il fallimento etico, morale e culturale di una classe politica, istituzionale. È finita, ma è finita per me, ma è finita per tutti. Cioè, questo numero decreta la fine della civiltà in questa città. Buona serata a tutti.